Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Restiamo vicini all'Emilia Romagna, una situazione che resta drammatica dove 21 fiumi sono esondati, hanno rotto gli argini tra Bologna e Rimini, tanti interventi ai vigili del fuoco, frane, 9 vittime, pioggia di 3 mesi che è accaduta in un giorno e mezzo. L'instabilità sparsa continuerà in sede mediterranea a coinvolgere gran parte del sud Italia. Notiamo come fino al weekend nascerà comunque una nuova depressione al centro-sud sul Nord Africa che risalirà leggermente verso le regioni settentrionali, soprattutto sul Piemonte, portando instabilità e piogge sparse altrove, clima che risulterà sempre fresco al centro-sud anche all'inizio della prossima settimana. Notiamo infatti da questa grafica come le temperature inizialmente saranno leggermente sotto la media su gran parte d'Italia, ma si riporteranno sopra media a partire da domenica sulle regioni settentrionali in Val Padana, con punte oltre 25 gradi. Ritorneremo insomma su un clima estivo, mentre le regioni del centro-sud saranno ancora leggermente sotto la media. Giornata di venerdì, come notiamo, partirà già subito instabile al nord-ovest a causa della formazione di un vortice depressionario sul Nord Africa che risalirà e porterà instabilità soprattutto sulla Sicilia, sulla Calabria, sulla Sardegna e anche sulle regioni centrali. Questo risalirà verso il nord Italia portando ingenti quantità di pioggia anche domenica sul Piemonte e su parte del nord-ovest sulla Liguria, mentre tornerà ad espandersi un anticiclone da nord verso sud sulle regioni del nord tra domenica e lunedì, portando conseguente stabilità con qualche temporale pomeridiano però lungo l'Appennino. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.